forse il nostro festival più importante della storia, sia come programmazione, sia come ampiezza di territorio visitato. L'inaugurazione sarà a Padova il 12 maggio alla chiesa degli Eremitani con il più importante capolavoro sacro di Mozart, la grande messa in do minore con il coro di Salisburgo, il coro Bach di Salisburgo e degli interpreti vocali di altissimo livello. È un territorio, questo Veneto, che ha dato tanto alla musica e su cui si continua a indagare e a trovare cose nuove, inedite, come lei ha raccontato. Certo, il nostro festival poi mira soprattutto a far vedere come importante è il rapporto fra le bellezze artistiche, la cultura veneta e la musica. Si tratta di una civiltà che ha sempre marciato congiunta, come dimostra anche il concerto che faremo a Conegliano per la mostra Bellini e Bellignani, in cui eseguiamo praticamente tutti i compositori veneti, cominciando però dal cinquecentesco Giorgio Bassano, con le sue fantasie e così via. Senta, tanti anni alla guida di questa compagine orchestrale che si è rinnovata poi. I veneti si rinnovano continuamente con dei giovani, teniamo appunto questa accademia dei solisti veneti alla Villa Contarini di Piazzola da 3 anni ormai, che serve anche a individuare i giovanissimi talenti, ma grandi talenti, perché è un'accademia per solisti, e avviarli all'interpretazione della musica veneta e al nostro stile di interpretazione.